Allora, avvocato, d'altra parte, insomma, quando l'ex presidente Napolitano ha detto, no, e questo secondo me non c'entra niente la politica, le appartenenze, come non c'entra niente le appartenenze col diritto della gente di votare, no? Io non capisco come si possa pensare che non si possa concedere il diritto di votare, che fa parte di un qualsiasi apparato democratico, e come si possa dire, no, ma dico, un Presidente della Repubblica che ha detto qui siamo alla dissidenza eversiva, no? Cioè questo è un paese in cui si ritiene che chi dissente sia un eversore, questo ripeto a prescindere dalle campagne elettorali e da tutto, no? Guardi, io sono una persona di grandi principi e credo sempre nella legalità e nei percorsi democratici, da questo non mi svincolo in alcun modo nelle mie scelte politiche. Richiamo semplicemente l'attenzione di chi ci ascolta che la Costituzione italiana, pur essendo denigrata, pur essendo violata costantemente, ha un articolo, l'articolo 21, a cui sono molto affezionato, che dice che tutela la libera manifestazione del pensiero. È un diritto fondamentale quello. E poi l'articolo 2 della Costituzione, che per me è più importante dell'articolo 1, che dice appunto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la personalità. Una norma di un contenuto straordinario, altro che l'articolo 1. I diritti inviolabili, tra i diritti inviolabili vi sono quelli anche ovviamente della manifestazione del pensiero e il diritto all'autodeterminazione. Si potrà opinare, e io rispetto anche l'opinione contraria, se per il Veneto ci siano i presupposti per esercitare questo diritto all'autodeterminazione. Grande numero di giuristi, di opinionisti, di esperti della materia, come lei sa, risultano scritti, io li ho raccolti anche nel mio libro Autodeterminazione, confermano questo diritto. Ci mancherebbe poi l'esempio del Quebec, viva Dio, nel 1998, non sapendo più il Parlamento quebecchese cosa fare, investe la Corte Suprema del Canada, la quale nell'agosto del 1998 emette un reference, una pronuncia, con la quale dice testualmente, fa venire i brividi, nel risolvere un problema che è irrisolvibile, dice nessuno ha il monopolio della verità, e dal confronto tra le parti che si trova la soluzione. Confronto vuol dire esercizio della sovranità, laddove vi è un'opinione diversa, laddove la Costituzione consente anche di prospettare diverse interpretazioni, non quella rigida dei formalisti, ma neanche quella che sostengo io di chi guarda la Costituzione materiale. Nel dubbio chi deve decidere? Una Corte? Saranno i cittadini, la sovranità del popolo, o siamo già schiavizzati? Ci dicono sei libero ma dentro la gabbia, che libertà è? Io voglio essere libero nell'universo mondo, volare dove la mia libertà mi consente di volare. Io voglio essere cittadino in ogni momento, in ogni fase, prendendomi le mie responsabilità, difendendo la mia dignità. Ecco perché l'indipendenza nasce su radici nobili, guarda a cieli aperti, ha contenuti e coerenza con la realtà quotidiana, non è una cosa fantasiosa. In un momento drammatico come questo, dice ma pensa ai problemi concreti, non all'indipendenza. No, è l'indipendenza che impedisce ad altri imprenditori veneti di suicidarsi, che impedisce a 8 ragazzi su 10 che escono dall'università di andare all'estero, che impedisce ai nostri veneti di non rovistare più nell'immondizia per trovarsi da mangiare o non comprare gli alimenti dei gatti al supermercato. Io mi vergogno come veneto, soffro come veneto, voglio dare un'alternativa, non voglio essere un questuante di un'autonomia che non c'è, di un futuro che ci hanno già tolto, ma non perché ho un nemico nello Stato. Io amo l'Italia, ma questo Stato italiano non mi appartiene più, non mi può appartenere, per rispetto verso me stesso e gli altri. Io la vivo così, cosa volete? L'indipendenza o è una cosa nobile e alta, oppure una cosa, è un gioco, ma io non sto giocando. Io non sto giocando, ci metto tutto me stesso e la gente che è con me lo ha capito, è la passione che vince. Qui bisogna guidare un cambiamento epocale. Ecco perché chi parla di autonomia, che vive di un consenso riflesso perché sono brave persone, non ho nulla da dire sul piano umano, brave persone, ma qui ci vuole un atto politico incisivo, fondante e fondamentale del cambiamento. E su queste basi che io ho illustrato, ripeto, credo che la gente possa capire che non stiamo giocando, stiamo facendo una cosa seria, stiamo facendo una cosa serissima.
rigorosa anche nella comunicazione. Pensi che io mi preoccupo di dire sempre e di censurare, perché essendo il fondatore ho una responsabilità morale, il linguaggio. Quando entra qualcuno che si iscrive nel movimento, e negli ultimi 12 mesi sono entrati in migliaia, ogni tanto qualcuno, portatore di sue esperienze, usa un linguaggio improprio. Qua bisognerebbe sfondare sedi di equità, bisognerebbe bruciare le bandiere, basta, bisogna passare i bastoni. Oh, calma, dico, guarda che è sbagliato posto. Qui c'è gente seria che sta lavorando seriamente, vuole il cambiamento serio, non devi rovinare. Quindi noi siamo una garanzia del cambiamento. Ovviamente lo Stato ci mette gli ostacoli, siamo noi, io li conosco, noi li conosciamo gli ostacoli. D'altronde basta studiare, come abbiamo fatto in tanti di noi, l'esperienza con i pensatori che ci avvicinano, l'esperienza di altre realtà al mondo. Bisogna volerlo il cambiamento. Io non voglio lamentarmi, io voglio adoperarmi perché il cambiamento avvenga.